Il Licata non conosce ostacoli ed anche in questa giornata ha surclassato di reti il malcapitato Dattilo Noir con una cinquina di reti. Rispende bene il Canicattì che si aggiudica la gara con il CUS Palermo con il minimo risultato di 1-0. Dopo una lunga serie positiva invece si ferma il Pro Favara che cede di misura 2-1 a Palermo con il Parmoval. Occupandoci invece della squillante vittoria dell'Olimpica Acaregas, il pistolero al secolo Giuseppe Sant'Angelo colpisce ancora e così dopo appena 45 minuti l'Olimpica Akragas ha praticamente chiuso la gara con il Villabate. Cinica, motivata al massimo e padrona del campo, la compagine di Giovanni Falsone non ha difficoltà a superare la generosa squadra di casa che ha cercato in tutti i modi di infastidire la porta difesa ottimamente da Gino Casella. Il primo gol arriva quasi subito al settimo grazie ad un assist del rientrante Tanio Falsone che imbecca bene Sant'Angelo, il quale in contropiede fulmina il portiere di casa. Il Villabate si ributta in avanti a testa bassa ed un nuovo traversone di Cimino lancia ancora Sant'Angelo, che si presenta davanti al portiere e lo infila. Ma non è finita, perché quasi allo scadere una punizione pennellata da Sette Case diventa un invito per la testa del pistolero che porta a 3 il bottino personale. Ed è con questo risultato che termina il primo tempo. Ad inizio ripresa subito un cambio, fuori Cimino dentro Emiliano Bellavia. La gara non offre ulteriori scossoni anche perché l'Olimpica Akragas riesce a controllare agevolmente l'andamento della gara, ripartendo sempre in contropiede. Ed è in uno di questi che ottiene il poker. Sant'Angelo, sempre lui, riceve un assist invitante e deposita il suo quarto gol personale. La gara è in cassaforte, non ci sono ulteriori sussulti. Ne approfitta il tecnico Giovanni Falsone per fare rifiatare qualche titolare inserendo alcuni giovani di prospettiva. Adesso testa al Don Carlo Misilmeni, ospite del Seneto per domenica prossima.